Tutti giù per terra, siamo qui con Cinzia Scaglione e Beatrice Stella al nostro spazio di Hot Corn. Come state? Anche voi un po' Bene, state vivendo una bella molto... emozione, immagino. Sì, post proiezione, quindi emozionate. È stato veramente bello, emozioni forti, Sì, molto sì, intense, sì, però è sì, stato sì. bellissimo. Anche perché è la primissima uscita Sì, questa, sì, quindi... proprio oggi. Sì. E allora mi date proprio l'assist per la primissima cosa che volevo chiedere un po' a entrambe, cioè chiaramente il corto affronta temi molto forti, il bullismo, violenza sessuale, senso anche di impotenza di fronte a un sistema che non protegge. Dopo la proiezione avete già avvertito, cioè cosa speravate che arrivasse al pubblico? Allora, ti posso darti ti racconto un aneddoto che insomma ci hanno riferito. Durante la proiezione una ragazza è dovuta uscire ed si è sentita male perché ha avuto insomma un po' di mancamento perché è stata particolarmente colpita. Chiaro, poi ognuno reagisce in maniera differente, questo significa che il coinvolgimento emotivo c'è stato, quindi obiettivo diciamo raggiunto nel senso del messaggio. Beatrice, tu che cosa hai vissuto? Allora, Che emozione è stata anche rivedersi in un palcoscenico di queste dimensioni, come la festa del cinema? allora, innanzitutto è stato veramente bellissimo, infatti ringrazio Cinzia e ringrazio il regista Marco Simon Puccioni, il produttore Gian Pietro Preziosa, ringrazio tutti quanti, il cast, perché mi hanno fatto sentire da subito a mio agio e quindi rivedermi sullo schermo insieme a tutte queste bellissime persone, bravissimi attori, tra cui Cinzia che è un'attrice superlativa, è stato veramente molto bello. È stato veramente tanto emozionante e ho pianto fiumi, ero un fiume in piena. Tanto più, adesso non ha smesso dal corto di piangere. Sì, ho pianto tutto il tempo. Ti puoi rilassare, Sì, mi rilasso proprio. Non ti No, preoccupare, direi che per oggi basta. Ma effettivamente sei veramente giovanissima, però hai interpretato comunque un ruolo complesso, È stato abbastanza molto doloroso. complicato. Come ti sei preparata anche con Cinzia, magari per entrare nella mente e nel cuore di Viola? Allora, io sin da subito mi sono ambientata in questo personaggio perché ho dovuto rifare il provino ben 3 volte, quindi diciamo che ero entrata perfettamente nella parte. Sul set è stato molto bello perché ho avuto a fianco a me attori molto rispettosi, anche ragazzi della mia età, che mi hanno lasciato i miei spazi per concentrarmi e entrare nella parte. È stato veramente molto semplice perché ci sono state persone a fianco a me molto competenti ad aiutarmi. Cinzia, tu hai parlato di missione artistica e civile. Ora, ti chiedo quanto è difficile mantenere equilibrio tra arte e denuncia senza cadere poi anche un po' nel didascalico o nel sensazionalismo. Allora ti dico, io mi occupo di violenza sulle donne da un po' di tempo, lo faccio anche attraverso appunto il teatro, non solo cinema. Mi considero un'artista impegnata nel sociale, quindi è proprio una missione, sia perché insomma ho avuto delle vicissitudini personali, ma anche indirettamente ci sono veramente tante amiche che hanno vissuto forme di violenza di vario genere, quindi non si parla solo di violenza fisica, ma di violenza psicologica. Quindi io penso che il cinema è uno strumento potentissimo per arrivare a un pubblico variegato e quindi è anche diffuso, quindi è importante parlarne. Io ho preso spunto, perché sono anche autrice, ho preso spunto da un libro di Alberto Bottacchiari, Lo stupro, che ho portato già in teatro. Per un po' di tempo sono andata in scena con questo testo e poi ho deciso sull'input di Alberto di farlo diventare un corto, però ecco, la sfida era riuscire ad andare oltre il didascalico, quindi perché è un argomento diffuso, quindi come riesci a fare la differenza? Io ho puntato su una narrazione visionaria. Credi che nel linguaggio cinematografico italiano se ne debba parlare ancora un po' di più o si sta andando verso la direzione? Allora, parlarne, cioè, non è mai abbastanza, perché veramente i dati sono allarmanti, quindi secondo me è un modo per far breccia nelle coscienze. Ma io direi ancora andare a monte, perché se ne dovrebbe parlare nelle scuole con l'educazione sentimentale, sessuale, e da lì, bisogna partire da lì. Famiglia, scuola,
il cinema è arte, il cinema può fare tanto. Fare tanto. E dice, tu hai detto che questo ruolo ti ha fatto capire, appunto l'hai anche ribadito poco fa, quanto le, diciamo, quanto le persone siano fragili e anche quanto possono sembrare forti. C'è qualcosa che questo Viola, insomma, che il personaggio ti ha insegnato a te, proprio come Beatrice? Allora, interpretare Viola, come ho già detto, è stato da un lato molto complesso, perché era comunque da sola, piccola, indifesa, è stata comunque attaccata da un branco. Quindi Viola mi ha lasciato dentro un qualcosa che mi porterò per sempre, cercare di capire l'altro e difendere l'altro quando è da solo ed è anche quando sono meno persone, essere attaccate, anche se magari sono di più, fa sempre male, quindi bisogna sempre difendere tutte e due le parti. Insomma, la proiezione c'è stata, è andata bene, adesso ci sarà lo scarico di adrenalina, poi che vita avrà il corto? È distribuito da Premiere, quindi adesso Si vedrà caviamo un po'. il percorso festivaliero dei cinema, circuito cinema. E io comunque devo ringraziare anche Nuove Maglie perché ci ha dato appunto un contributo importante, Costanza Boggiorni e lo stesso regista Massimo Puccioni che hanno contribuito dal punto di vista narrativo e ovviamente Marco anche ha dato la sua cifra stilistica. Certo. La fotografia secondo me è bellissima, è di Sara Purgatorio. Che tra È l'altro stato... abbiamo intervistato proprio l'altro Ah, ieri. perfetto, Sì. sì. Sì, è un gioco di squadra, ognuno ha dato il suo preziosissimo contributo, supporto, quindi poi Marco ha una sensibilità particolare, quindi affrontare anche la scena dello stupro non è stato semplice perché me lo sono portata addosso per giorni. Certo. Però mi sono sentita protetta da lui, ha una grandissima sensibilità, vabbè, per me è stato un onore essere diretta da lui. Bene, adesso rilassatevi, grazie mille per essere stati al corso. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie mille.